Giovedì 27 luglio 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Beluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepa ci accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine dei quotidiani bellunesi. Cominciamo con il Gazzettino di Belluno, in questo caso notizia messa in primo piano, una descrizione riferita al nostro territorio. Dolomiti trasformate in Luna Park. Un influencer con oltre 1 milione di seguaci si fa portare in elicottero su una cima del Civetta e si scatena il putiferio. Quelle vette sono fragili, nel 2014 un crollo lì vicino, il mistero dei permessi, il comune, nessuno ci ha avvisati. L'ultima impresa della ex velina e influencer Giulia Calcaterra sta scuotendo le Dolomiti. Lunedì si è fatta portare con l'elicottero su Torre Trieste, cima del gruppo della Civetta a 2500 metri, per ben 4 volte per compiere altrettanti lanci con il paracadute e riprendere tutto in un video da pubblicare sui social. Il caso è stato sollevato ieri da Mountain Wireless, associazione ambientalista, ed emerge che al comune di Taibona Gordino non è stata data alcuna comunicazione dell'atterraggio con l'elicottero, richiesta secondo le regole. Intanto si scatena il dibattito sulla montagna, sempre più parco, giochi, l'approfondimento di Bonetti. Da pagina 2 a pagina 3. Foto di copertina a Rocca Pietore, i più grandi alpinisti si sono fermati lì. Rifugio Falier compie 70 anni, la sentinella della Marmolada. Era il 1953, Dante Del Bon di appena 6 mesi venne portato dai genitori a 2000 metri ai piedi della parete d'argento, la sud della Marmolada dove gestivano il rifugio Onorio Falier. Il 10 settembre la festa per i 70 anni di gestione del Bon. L'approfondimento di Fontanive a pagina 11. Altri richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, fatti di cronaca verso olio bollente sulla moglie, 4 anni e mezzo. Alla donna maltrattata e violentata era proibito anche uscire con le amiche. 4 anni e mezzo di reclusione, la sentenza pronunciata ieri dal GUP Enrica Marson al termine del processo che si è celebrato con rito abbreviato per il marito che avrebbe maltrattato e violentato la moglie per anni in una casa di Feltre. Il 35enne di origine marocchina resta quindi dietro le sbarre a Baldenic, dove si trova ormai da mesi dopo l'ennesima violenza. Minacciava la moglie, ti sfregio, e la ustionò con l'olio bollente. L'approfondimento di Bonetti a pagina 9. A Gordino, 5 comuni senza un piano da 19 anni, prima hanno aspettato 17 anni per il via libera della provincia, ma adesso 5 comuni dell'Alto Gordino non stanno andando avanti con il PAT, piano di assesto territoriale. Altri richiami dal capoluogo, in questo caso Belluno Nevegal, sabato parte il servizio di autobus. E una bella notizia che riguarda invece l'intero territorio bellunese, donatori di organi, siamo i primi nel Veneto. Una camminata in concomitanza con l'ultima tappa della Maglia Longa di Limana per celebrare i risultati record dell'Aido di Belluno, associazione italiana donatori organi, con 6.000 iscritti attraverso modulo e ben 50.000 attraverso dichiarazione di adesione fatta al momento del rinnovo della carta d'identità. Belluno strappa il primo posto regionale per donatori di organi e il 6º a livello nazionale. Per quanto riguarda lo sport, parapendio, tutto pronto nel cielo di Feltre per il trofeo Adriano Guarnieri. E ancora l'iniziativa I Boito Orgoglio di Ponte, parliamo di Ponte nelle Alpi, parte a Polpette l'evento dedicato. Sappada frana prima dell'Acquatonna, la strada regionale è chiusa, massi sull'asfalto, altri in bilico oltre la galleria. La bonifica è in corso e arrivare a Sappada dal Comelico e viceversa è un'impresa. Notizia che è una conseguenza del maltempo che si è abbattuto anche in provincia di Belluno in questi ultimi giorni. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi, in questo caso notizia messa in primo piano, allerta sanitaria, 4 casi di legionella, uomo in rianimazione. In gravi condizioni un bellunese che si occupa di sfalci è stato trasferito all'ospedale di Padova, colpiti anche un turista veneziano ad Aurunzo e un bellunese che è stato a Bibbione. L'approfondimento a pagina 17. La foto di copertina riguarda il maltempo in provincia. Dopo la pioggia arrivano le frane, chiusa la 355, Zaia chiede lo stato di emergenza nazionale ed ecco appunto uno scatto che ci porta a Sappada, notizia di cui ha dato spazio anche il Gazzettino di Belluno nella sua prima pagina. Convivenza complicata, primo caso in Italia, il Trentino ordina di abbattere 2 lupi.
E ancora Nevegal, bus per il Colle con bici a traino, il capolinea sale al Ghiro. Obiettivo sostenibilità, Varallo confermato alla guida del superski. Feltre, botte alla moglie che non metteva il velo islamico, condannato. L'accordo, la pubblicità di Audi sulla Basilica di Cortina. La casa automobilistica tedesca sponsorizzerà una parte dei lavori da 1 milione di euro contro le infiltrazioni. Parliamo ovviamente della chiesa presente nel centro di Cortina d'Ampezzo. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Andiamo subito a vedere la notizia messa in primo piano che troviamo a pagina 17, allerta sanitaria, 4 casi di legionella in provincia, un paziente trasferito in rianimazione. Tra le persone colpite dal batterio un veneziano che ha soggiornato ad Auronzo e un sospirolese in vacanza a Bibione. Il più grave è portato all'ospedale di Padova, un malato a Pieve, altri 2 a Belluno. 4 casi di legionella in una settimana in provincia di Belluno è quanto confermano dal Dipartimento di Prevenzione dell'USL numero 1 Dolomiti, dove sono arrivate le segnalazioni nei 7 giorni scorsi, e uno di questi pazienti, un bellunese che si occupa di sfalci, è in condizioni critiche. Vi è anche un altro bellunese che è tornato con la patologia dopo una vacanza in una spiaggia veneziana, ma anche un veneziano che ha trascorso qualche giorno ad Auronzo e un molisano salito da poco nella sua casa a Fonzaso. Maschi e fumatori più esposti, attenzione con gli scaldabagni, i sintomi sono simili ad una polmonite, difficile diagnosticarla, la specie più diffusa è la pneumofila, sicura con terapia antibiotica. L'approfondimento vi aspetta a pagina 17. Trasporto pubblico, notizia che ci porta in Nevegal, bus per il Nevegal con bici al traino, manca la funivia, capolinea al Ghiro, corse da sabato al 3 settembre, si parte nei fine settimana, servizio tutti i giorni tra il 7 e il 18 agosto, biglietto a €1,70. L'Aurivotto richiama l'attenzione sulle necessità delle frazioni, interrogazione al sindaco sul problema di Ronce, Pian del Monte e Tassei, notizia che riguarda in questo caso la politica del capoluogo bellunese. Passiamo a pagina 19, protesi indicata dall'USL, non prevista dal Ministero, il paziente deve pagarsela. Luigi all'età di 18 anni ha subito un'amputazione dell'arto inferiore, il fisiatra gli ha prescritto un piede in carbonio che costa €2.640. Notizia di spalle sociale, bando RSA di Cusighe, i familiari presentano le richieste all'USL. E andiamo avanti con pagina 20, impianto di risalita, Dolomiti Superski, un altro triennio a Varallo, confermati i vertici, Marco Zardini. Nel CDA l'impegno della società consorziate a ridurre le emissioni di CO2. Su e giù con elicottero e social dalla torre Trieste del Civetta, influencer meglio i creator. La trovata di un'ex velina torna a fare discutere sui voli turistici la DMO Destination Management Organization. I videomaker ingaggiati da noi puntano sui luoghi alternativi. L'approfondimento lo troveremo anche all'interno del Gazzettino di Belluno. Ha aperto 140 nuove vie, Pelmodoro la carica al veterinario Masucci. Sabato le premiazioni nell'Arena 1082 di San Tommaso Gordino. Simon Richardson ritirerà riconoscimento per l'Alpine Club. E andiamo avanti con la lettura del Corriere delle Alpi, siamo a pagina 21, fatto di cronaca giudiziaria che ci porta a Belluno, molestate dall'amico di famiglia, 18 mesi, l'uomo era accusato di violenza sessuale prima su una ragazza di 12 anni e poi sulla madre, dovrà anche risarcirle. Investiscuola, a corto di fondi, il PD chiama la Regione per finanziare l'iniziativa. L'iniziativa portata avanti con un documento sottoscritto dagli enti. Del Bianco, Padrini è ottimista, ma il problema è vecchio di un anno. Andiamo avanti con pagina 23, Santa Maria del Prato, trattati più di 20 casi di tumore ovarico, Feltre centro di riferimento provinciale, indicatori positivi per l'ospedale, nei primi 5 mesi del 2023 si registra un aumento di ricoveri, interventi e parti. Ostetricia e ginecologia è il reparto diretto da Laura Favretti, prossima alla pensione. Sempre da Feltre, resta in terapia intensiva il 45enne agricoltore. Restano gravi le condizioni di Cristian Dalla Palma, ricoverato all'ospedale di Treviso dopo il malore accusato nella mattinata di martedì all'interno della stalla dell'azienda agricola di cui è titolare Avellai. Il 45enne viene monitorato costantemente dai sanitari dell'ospedale di Treviso, dove l'imprenditore agricolo è stato ritrasportato dopo che i sanitari dell'ospedale di Feltre avevano valutato la gravità delle sue condizioni. Feltre, disabili ospitati gratis per 7 giorni in Calabria. E rimaniamo a Feltre con un fatto di cronaca giudiziaria, botte e soprusi per il velo, condannato a 4 anni e mezzo. Un 35enne marocchino ha usato più volte la violenza nei confronti della moglie che non voleva rispettare i precetti islamici.
Alano di Piave, bando per gestire gli impianti sportivi, vanno valorizzati. San Gregorio nelle Alpi, una falciatrice e altra attrezzatura per curare il verde. Il Consiglio Comunale approva la variazione di bilancio per un totale di 28.000 euro. Regolamento edilizio adeguato alla legge regionale. Passiamo a Feltre, ancora, stazione di Feltre abbellita con 3 milioni delle Olimpiadi. Ieri la conferenza dei servizi decisoria per esaminare il progetto definitivo. L'intero pacchetto di interventi dedicato alle ferrovie ammonta a 56 milioni di euro. Limana e i sentieri tornano al Prevaia a merito di 60 volontari. Borgo Valbelluna, notizia di spalle, la scommessa di Nina gestirà il Bar Sirio nel cuore di Lentiai. E sempre da Borgo Valbelluna, corsi nuoto per bimbi, iscrizioni fino al 30 giugno. Per maggiori informazioni visitate il sito del comune di Borgo Valbelluna. A pagina 27 le notizie che interessano l'Alpago, aree interne, spunta l'idea del reddito di montagna. Inizia il lungo percorso lunedì. L'Unione Montana darà via libera alla convenzione. Peterle, il sindaco del comune di Alpago e lo spopolamento, iniziamo a premiare chi offre servizi alla comunità. E sempre dall'Alpago, Peterle, 2 progetti per limitare il bostrico, monitoraggio e cattura dell'insetto e desbosco piante malate, un investimento da 300.000 euro con fondi del PSR. Mirko, il figlio e il Labrador, incontro ravvicinato coi lupi, ci hanno fissato e poi via. Il Trevigiano dei Conti è un grande conoscitore del Cansiglio, non ne avevamo mai visti, tutto ok, ma se Kira fosse stata libera, Kira ovviamente in questo caso è il Labrador che vediamo in questo scatto, anche per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube. Canale d'Agordo, il comune sblocca 600.000 euro, saranno destinati al distretto sanitario. Val di Zoldo, ampliamento della casa di riposo, il costo dei lavori lievitato 2 volte. Cortina, pubblicità Audi sulla Basilica, così ci paghiamo i lavori. Partirà a settembre l'intervento da 1 milione di euro contro le infiltrazioni. Cantiere attivo 2 anni, poi si passerà alla messa in sicurezza del campanile. Ancora da Cortina, stazione Eliporto e Hotel Cristallo, progetti in consiglio. Un'altra notizia che ci porta nella Concampezzana, domani e sabato primi appuntamenti per Cortina con Fido. Macerata, ma una notizia che riguarda il Cadore, picchiarono un cadorino al bar a processo per tentato omicidio. Rinviati a giudizio 2 cittadini albanesi per il pestaggio di 2 anni fa a Macerata. Daniele Vecellio chiederà i danni e sarà sentito in tribunale nell'udienza di ottobre. Nuova rotatoria a TAI, intervento di ANAS per renderla più sicura. Dopo alcune segnalazioni dei cittadini, la sindaca ha chiesto delle modifiche. Su M118, crisi di panico sulla ferrata Berti, soccorse mamma e figlia inglesi lungo l'altavia numero 4, altri interventi per un tedesco che si è sentito male per un errore di percorso. Rimaniamo in Cadore, Pieve, leggi sulla montagna, sabato un convegno alla Magnifica Comunità, appuntamento alle ore 10. Visite guidate, siamo a Borca di Cadore, l'antico emporio riapre 100 anni dopo. E adesso passiamo all'interno del Gazzettino di Belluno. La notizia in primo piano riguarda questa influencer che si è posizionata in cima alla civetta. L'influencer scuote le Dolomiti con l'elicottero su Torre Trieste per il lancio con paracadute. L'ex velina Giulia Calcaterra scatena l'ira di ambientalisti e fan. 4 rotazioni, altrettanti voli ripresi puntualmente in video. La denuncia di Mountain Warners, chi ha dato i permessi. Vediamo appunto in questo scatto. Arrivati a destinazione, se tutto va bene domani mattina salteremo da qui grazie a un elicottero che ci porterà in cima. Parliamo appunto di Torre Trieste. Moltiplicazione di attività ludiche in quota di pari passo con l'aumento dei soccorsi. Lo studio del sociologo Diego Casona, l'ambiente montano è sempre più considerato un parco dei divertimenti. E a proposito di soccorsi e di quanto è successo in cima al Monte Civetta, quasi 200.000 visualizzazioni ma una valanga di fango social, tanti non mi piace, poi la presa di posizione del consigliere nazionale del soccorso alpino Fabio Bristotte, nel mirino non solo la questione ambientale ma anche la non eticità della salita in taxi. È uno sfregio a chi sale con fatica su appigli, appoggi a impatto zero e c'è chi ricorda la fragilità delle Dolomiti. Nel 2014 il crollo proprio accanto alla Torre Trieste. E a proposito di soccorsi, crisi di panico e smarrimento, tante le chiamate. Anche ieri diversi interventi in aiuto di alpinisti impreparati e sprovveduti bloccati in quota.
Andiamo avanti con le notizie che riguardano il territorio bellunese che troviamo in questa edizione del Gazzettino di Belluno, pagina 7, donatori di organi e adesioni da record. La provincia si classifica prima in Veneto e sesta in Italia, in 50.000 hanno detto di sì nel rinnovare la carta d'identità, collaborazione dei comuni, speriamo entri Longarone per festeggiare la camminata del 29 alla Magnalonga di Limana. Confcommercio, incontro all'Eris Bar sul turismo, Doglioni servono altri cipriani. Continuiamo con Feltre, ginecologia, un reparto regionale. Oltre un terzo delle prestazioni erogate al Santa Maria del Prato vengono effettuate su pazienti da fuori provincia. Attualmente il personale è composto da 7 medici, 19 ostetriche, una coordinatrice e 15 operatori socio-sanitari. Rimaniamo a Feltre, estate a Feltre, tutto pronto per la musica, appuntamento domani sera dalle 21 alle 23 tra vie e piazze con gruppi e ballerini. Andiamo avanti con pagina 10, nuovo piano regolatore al palo da 19 anni, notizia che ci porta in Agordino, in questo caso a Selva di Cadore. La provincia ne ha impiegati 17 per dare il via libera al Pati, ma a ben 2 anni dalla lunga attesa i 5 comuni dormono. Lezzuo, tante lamentele, ora che tocca ai sindaci nulla si muove, questo è un danno per l'economia turistica. Il settore edile è totalmente fermo, mentre gli alberghi che vorrebbero rinnovarsi non possono farlo. Sedico, territorio incolto, il comune non ci sente. Limana, ripuliti e riaperti tutti i sentieri grazie ai volontari. Siamo a Roccapietore, sentinelle dalla Marmolada da 70 anni, Dante Del Bon aveva solo 6 anni quando nel 53 salì in braccio ai genitori a rifugio Falier, vi è rimasto per sempre. Il padre Nino, boscaiolo di Canale, accettò la gestione della struttura quasi per scommessa dopo 40 anni il figlio. Tutti i più grandi alpinisti sono passati e ogni mese di giugno amici e paesani portano viveri ai piedi in quota per i rifugisti. Ed ecco alcune foto storiche dei giorni nostri dei mitici ristoratori di questo storico rifugio dell'Alto Agordino. Torna la grande sagra della Madonna della Neif, appuntamento alla Valle Agordina, a Livinallongo, castello a orologeria, Arte d'Andraz nell'estate di cultura. Sassi sulla strada regionale, Sappada isolata dal Comelico, sassi sulle carreggiate poco dopo la Paramassi, bonifica già iniziata, l'arteria potrebbe riaprire già oggi se sarà ultimato l'intervento dei tecnici. E a proposito del Comelico, Galleria Comelico, Piol, ANAS ci sta prendendo in giro, per l'ex assessore lavori finiti saranno in vigore norme nuove. E ancora a Oronzo, Camignada, poi si rifugge e cresce l'attesa per la corsa di 33 chilometri. Notizie da Cortina, eliporto a Fiames, progetto in aula, il Consiglio analizza il piano di una elisuperficie proposto dalla società La Yadira del magnate kazako Andrei Toporov. Operazione da oltre 7 milioni di euro, il comune è chiamato a dare una valutazione sulla pubblica utilità della struttura. Valle di Cadore, curva del Macellaio ampliata, mancano le ultime rifiniture. Ancora da Cortina, Ponte di Cadena riaperto al transito per l'estate. E da San Vito di Cadore, Acqua nelle nostre mani, dona alla San Guido un sistema di raccolta idrica. Passiamo allo sport bellunese, trofeo Guarnieri al decollo, presentata la 38esima edizione della competizione internazionale più longeva del mondo prevista da oggi sulla vallata feltrina. Base il Monte Avena con puntate tra Alpago e Schio, 102 piloti da tutto il pianeta, anche da Cile e da Nuova Zelanda. Belluno in B, pane pinto, l'avevamo sfiorata spesso, notizia che riguarda il rugby. E dall'agenda del Gazzettino, Polpette, tutto pronto per le 2 giorni dedicata alla famiglia di artisti Boito. Tutto è pronto a Polpette per le 2 giorni dedicate a Silvestro Arrigo e Camillo Boito, protagonisti del Risorgimento e dell'Unità d'Italia. Tra convegni, mostre e concerti sarà possibile scoprire una famiglia di artisti di origini pontalpine che ha segnato profondamente gli ambienti italiani dell'Ottocento. Tutte le informazioni le troverete sul sito del comune di Ponte nelle Alpi. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.